Un laboratorio politico dedicato alla discussione, alle proposte, alle idee, svincolato dal consenso elettorale. L'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a 20 e 10 racconta la sua nuova creatura, Officine Aperte. La chiave è proprio quella libero dalla ricerca del consenso immediato, perché Officine Aperte non vuole essere né una lista civica, cioè non ci sarà mai nessuna elezione il marchio Officine Aperte, non vuole essere il comitato elettorale per nessuno, per nessuna delle persone che fa parte generosamente di questo gruppo, ma vuole, facendo un paragone, come il rugby, il sostegno, cioè c'è qualcun altro che fa meta, ma c'è un gruppo di persone, speriamo sempre più diffuso e contagioso, che incomincia a pensare al di là del tifo, entrando nel merito delle cose. E se a Treviso il laboratorio è stato accolto con qualche scetticismo, crescono le adesioni da fuori provincia, ultima quella del sindaco di Belluno Massaro, un laboratorio, quello di Manildo, che in tempi di scissioni, è lecito pensarlo, non si propone come una nuova lista alternativa al PD. Sono ancora iscritto al PD, ho rinnovato circa un mese fa la tessera e continuo a essere iscritto nel PD. Penso che sia un momento in cui bisogna cercare di unire le forze, cercare di, come ho detto prima, proporre delle soluzioni che fanno effettivamente migliorare la qualità della vita del nostro paese. E pur ribadendo la propria stima per Renzi, Manildo non ne condivide la scelta. Non condivido il fatto che sia uscito dal partito in questo momento e abbia fondato un suo partito. Lo capisco, una scelta tattica molto intelligente, ma io sinceramente in questo momento non mi sono sentito di seguirlo. E ai dubbi e ai sopraccigli alzati che hanno accolto Officine Aperte come una mossa in vista di future candidature, Manildo risponde così. Se lei non si candida? No. A nulla, no. Diciamo, né di nuovo a Treviso, no, io sono tornato a né fare... al Consiglio regionale? No, assolutamente. Poi la replica a Mario Conte, che dal palco di Pontida aveva sparato a zero sui 5 anni della precedente amministrazione, parlando di una Treviso invasa da clandestini e rom. Ma, aveva risposto Manildo su Facebook nell'immediatezza. Il ma ci sta bene e l'ho spiegato, nel senso che secondo me ogni cittadino che sente queste affermazioni può valutare se Mario Conte abbia avuto l'autocombustione da Pontida, quindi abbia detto delle cose perché è proprio schiavo del consenso immediato, quello che con Officine Aperte vogliamo evitare, quindi abbia detto delle cose che sa anche lui non vere, quindi, però penso che non sia tanto accettabile questa politica che fonda delle affermazioni su cose che si sanno non vere.